come vi state muovendo? Mano a mano ci si muove. Si è fatto il più grosso, però resta tutto il da farsi, quindi spalle larghe e mani buone. Mani buone soprattutto. Mani buone. Ma come danni li avete quantificati in questi giorni? Beh, da me effettivamente a livello di danni non eccessivi, perché avevo solo un magazzino di portapani e via dicendo. C'è stato chi ha avuto danni più grossi e mi dispiace per loro, dai musicisti con le batterie al dentista con i suoi attrezzi, hai capito, ai vecchi jukebox degli anni 40-30. Ma l'allerta rimane alta anche adesso, mi pare, perché Sì, però abbiamo lavorato molto, ci siamo preparati bene, quindi affrontiamo il destino. I danni più grossi è il tener chiuso più che i danni materiali, perché alla fine il danno grosso è tener chiuso e non poter soddisfare le persone che passano. perché voi oggi avete tenuto chiuso. Siamo aperti ma la gente non gira perché giustamente è tutta in allerta, pronta al peggio, insomma. Quindi diciamo, ecco, siete sempre in allerta. Siamo sempre in allerta.